La notte prima di partire ero in un completo stato di agitazione, di ansia. Avevo paura di tornare in un posto in cui avevo scaricato tutto il peso della mia situazione psicologica degli ultimi mesi, i miei drammi, la mia ansia, quella notte dell'anima di cui parla la mia psicologa. Invece, nel momento subito dopo dell'arrivo, dopo aver preso con agitazione un aereo e un pullman, con la convinzione di stare entrando nella bocca del leone, dopo essere riuscito nell'impresa di aprire il portone che mi dava accesso all'ascensore, ho capito. E come sono entrato nella camera che dovevo sgomberare, la mia vecchia camera, ho compreso ancora di più. Ho visto i quadri, gli appunti, la carta gialla sulle pareti bianche. Mi faceva intendere che in quella camera mansardata al centro di Torino mi sentivo più solo in quanto corpo, ma mai così solo. Non mi sono sentito in Sardegna. Ho capito il movimento continuo di idee che avevo in quella stanza, di 2 metri di altezza che andando a scendere diventavano 1,80 m. Mi sono ricordato la poesia di creatività che mi circondava in quel periodo, come mi sono ricordato anche i dolori e i comportamenti sbagliati che mi hanno fatto male. Ho compreso quanto dessi maggiore importanza alla voce degli altri rispetto alla mia. Ho incontrato persone del posto, ho visto musei e mi sono ascoltato, ho discusso e risolto con chi era giusto farlo e sono uscito per salutare quella piazza in cui sentivo di dovermi mettere al rogo. Ho dormito e ho avuto meno incubi di quelli che ho a casa. Ho capito che giù sono stato peggio che su, perché Torino ha rappresentato lo strascico delle vesti su quello che sembra essere stato preso come un gioco della mia identità, come uno scherzo continuo, quel gioco che non deve più esistere, che la mia testa continuava a fare ultimamente, ma che non deve esistere. Mi fa di buttare di cose che non hanno senso e che mi intralcia nel cammino che voglio prendere. Diciamo che se veramente a Torino la mia anima è volata, non è volata come sono arrivato tra le mura, ma ho deciso di prendere il volo nel momento in cui ho lasciato quelle strade. E non ho riconquistato completamente la sveglia, la veglia. In questo momento sono in un dormiveglia. Sveglio dormo e dormo sveglio. Sinceramente odio questa situazione. Poi saluto Torino, le persone e la città e la camera. È stato strano abbandonare una città che ti ha dato tanto e ti ha fatto sentire tanto. Parto per Bologna, lasciandomi alle spalle una città che mi ha dato tanto, tante emozioni. Torino se ne va. Poi dopo 6 ore di viaggio, di un tragitto senza acqua, arrivo a Bologna da amiche che mi accolgono. E ho visto la luce sin dal viaggio, perché ero riuscito finalmente a reinnamorarmi di una ragazza alta con capelli rossi, anche lei che si fermava a Bologna. E con uno sguardo sono riuscito a innamorarmi come facevo un tempo. Quell'innamoramento che è l'innamoramento di passanti. La vedi passare e sai che non la rincontrerai più. Ma allo stesso modo, con quello sguardo tu riesci a farle comprendere che se fosse possibile, se la città non fosse così frenetica, tra di voi potrebbe succedere qualcosa di magico. A Bologna ho avuto ansia, meno di Torino. Più che altro l'ansia di Bologna è stata un'ansia giustificata da un viaggio di ritorno imminente, dalle 1000 complicazioni che può dare un tampone. Ma poi, nel mezzo di quell'ansia giusta, il mio cervello è venuto a depistarmi, facendomi sentire inadeguato, sbagliato, tagliandomi e togliendomi il segnale. Ha cercato di spostare quel mirino puntato che stavo assestando così bene e sono tornato sott'acqua. Mentre che stavo uscendo per asciugarmi e trovare un nuovo mare,
Sono tornato sott'acqua. Una piovra mi si è aggrappata alla gamba e mi ha riportato giù. E la cosa peggiore, forse migliore, è che la piovra non esiste. Sono caduto. Bologna era anche discorsi sull'identità dell'altro, ragazze e donne per strada che mi facevano innamorare, e mi piaceva innamorarmi di loro, come mi piace tuttora. E Bologna è una città da vivere, assolutamente. È incontro, sorpresa, è simpatia, empatia e amicizia. Ma comunque non ho ritrovato il mio sguardo a Bologna. Per quello non basta una città, basto solo io. E forse questa è la parte più faticosa di tutto. Bologna mi ha sorriso comunque. E io ho provato un po' a sorridere. Ci ho provato, ma sto ancora preparando tutti i muscoli perché non sono ancora pronto. Partire per quella settimana e mezza è stato bello. Mi ha mi ha fatto comprendere molte cose sulla psicanalisi degli ultimi mesi, dei mesi passati. E Bologna è stata bella, per le amicizie, per il cuore, per il momento. Ma poi sono dovuto tornare. 3 giorni fa, o forse 4 o 5, ho letto Coelho e mi diceva che non si affoga nell'immersione, ma si affoga rimanendo sott'acqua. E penso che ultimamente mi sto trovando in una situazione in cui appena capisco che manca una bracciata per tornare in superficie mi fermo, perché vedo che manca poco. Non casco troppo giù, ma comunque fermandomi perdo terreno. Torino e Bologna sono state terreno acquistato sott'acqua per arrivare in superficie, per tornare in superficie e cercare un altro mare da navigare. E tornare in Sardegna, prendendo il volo per Cagliari, tornare a casa, mi è sembrato quasi come fermarmi, ma non posso rimanere fermo. Devo cercare un modo per muovermi anche rimanendo in un posto che mi fa sentire inutile.